O bianco o nero vi è offerto da Pasta Zara. Gentile pubblico di O Bianco o Nero, benvenuti per questa puntata e soprattutto benvenuti in piazza. Oggi parleremo del centenario della Grande Guerra, ma non soltanto, vorremmo sviluppare quelle che sono un po' i luoghi comuni anche di questa guerra. Le guerre, si sa, sono tutte nefande e non portano nulla di buono, però forse qualcosa di buono la portano, che è poi dopo il progresso, o meglio, una guerra porta sempre grandi investimenti per poter portare intelligenze, per poter diciamo così, portare quei progetti che possano poi dopo chiaramente devastare l'umanità. Nella prima guerra mondiale questo si è verificato, ma cerchiamo di fare proprio un excursus con il dottor Nino Balestra, al quale ringraziamo per la sua presenza. Con lei abbiamo parlato molte volte dell'industria dell'automobile, di come si è evoluta. Parleremo anche come si è evoluto il mondo, non soltanto del trasporto, grazie, tra virgolette, sempre tra virgolette, alle guerre. E abbiamo anche con noi il professor Marzio Favero, oltre ad essere sindaco di Montebelluna, e anche responsabile della regione per quanto riguarda il centenario della Grande Guerra. Grazie per essere con noi. E Carlo Ferraro, io sono contento di vederti, è la prima volta che ci raggiungi in questo studiolo, è vero? Sei vice sindaco di Bassano del Grappa e assessore alla cultura. Proprio per cultura. Allora partiamo dalla Grande Guerra che ha visto un po', anche qua l'interprete principale, mi viene in mente il Grappa, il Brenta, il Piave, insomma. Ecco, culturalmente oggi come possiamo spendere, tra poco, quando sarà il centenario del 2015, come potremo spendere culturalmente da dover insegnare ai nostri figlioli, nelle scuole, quello che è stato, diciamo, l'ardimento di coloro che hanno respinto le avanzate, ma cosa potremo trarre di buono? Storicamente la Grande Guerra è davvero il trait d'union, per così dire. Da un lato, noi l'abbiamo detto anche nel corso del 2011, quando abbiamo celebrato i 150 anni per l'Unità d'Italia, e devo dire che abbiamo proprio voluto chiudere un ciclo di interventi, un ciclo di eventi che hanno coinvolto molte associazioni bassanesi, proprio con l'associazione rappresentata dal dottor Balestra, l'ultimo convegno sulla Grande Guerra, perché consideriamo la Grande Guerra come la chiusura del Risorgimento, ma d'altra parte la Grande Guerra è anche il primo tempo poi di quella che è stata la Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente, tutte le vicende umane insegnano qualcosa, e le vicende, quelle dolorose che coinvolgono tante persone, certamente insegnano. Ciò non toglie che alcune lezioni sarebbe meglio probabilmente evitarle. E d'altra parte però, visto che gli accadimenti sono avvenuti, certamente l'insegnamento è quello che non si può arretrare di fronte alle responsabilità, e che evidentemente quando si è coinvolti, quando si viene chiamati a rispondere per una causa che viene considerata giusta, è bene che tutti si offrano, è bene che tutti diano il loro contributo, e credo che il contributo, quello che è poi la nostra storia, perché la nostra storia, quella più profonda, è proprio quella della Grande Guerra, il Grappa e così via, naturalmente l'insegnamento che c'è è di grande esempio, e grande esempio per chi è caduto in guerra, ma è un grande esempio, un grande insegnamento per chi, ci auguriamo, non debba mai più dover sopportare la stessa sorte, le stesse condizioni, ma evidentemente però l'insegnamento, ripeto, della responsabilità, certo, c'è tutto. Allora, facciamo un passo indietro, perché succedono le guerre. Allora, la prima guerra mondiale, dottor Balestra, diciamo che dal 14 al 16 è stata una guerra, insomma, tra il 14 e il 15 di preparazione, no? Poi dal 15 al 16 non partiva, era ancora abbastanza un corpo a corpo. Poi dal 1916 compaiono le prime
invenzioni belliche, quelle invenzioni che facevano veramente rabbrividire e accapponare la pelle soltanto a raccontarle, che facevano migliaia e migliaia di vittime. Ecco, tanti dicono, gli UFO hanno insegnato tecniche particolari, eccetera. E io la domanda che faccio, non è che forse sono intervenuti tanti soldi a livello europeo e hanno così concepito grandi intelligenze, macchinari come l'avvento dei carri armati, insomma, è successo il finimondo. Certo che la guerra richiede dei grandi investimenti, tutte le guerre hanno richiesto dei grandi investimenti, anche ai tempi di Roma, anche ai tempi degli egizi muovevano migliaia, centinaia di migliaia di uomini, investimenti, strade, vie di comunicazione, tutto era finalizzato al fatto che io devo arrivare prima del nemico, lo devo respingere, devo conquistare quei terreni e così via, lo devo sopraffare. E logicamente ci sono dei grandi investimenti, i grandi investimenti comportano anche dei ritrovati che prima ci sarebbero voluti, non lo so, 100 anni per arrivare. Certo. Io porto un esempio che è della seconda guerra e non della prima, la penicillina. Era stata scoperta, i primi risultati della penicillina sono poco dopo il 1925-27, però tutto dorme lì. Fondi minimi alle università che sperimentavano, fino a che nel 1941, era appena scoppiata la seconda guerra mondiale, riescono a produrre un quantitativo sufficiente per iniettarlo in un malato ormai terminale, uno che doveva morire alla sera o al massimo il mattino successivo per un'infezione, una setticemia, certo, a seguito di un'operazione. Miracolo, guarisce. Immediatamente riversano migliaia di milioni di sterline su questo progetto. Perché? Perché vuol dire salvare migliaia di soldati pronti per essere reimmessi. Vi era un interesse logico, poi dopo ne ha beneficiato l'umanità. Di conseguenza trasferiscono tutto nell'America, che allora era più tranquilla, mettono a disposizione di questi ricercatori i sistemi più sofisticati e centinaia di ricercatori a disposizione. Nel 1942 dall'America partivano casse di fiale di penicillina che poi, appena finita la guerra, si è diffusa a livello mondiale e ha contribuito a salvare centinaia di migliaia di vite umane. Insomma. Come ci si prepara a un evento di questo genere? Mi fa venire in mente che questa è stata la scoperta delle scoperte, che è stata poi dopo, diciamo così, in qualche maniera ne ha usufruito l'umanità dopo la guerra, quindi la guerra ha portato un bene, sempre tra virgolette. Ecco, come si può affrontare oggi, nel terzo millennio, quelle che sono le polemiche che vediamo tutti i giorni, sfruttando proprio quello che è stata la storicità della guerra. Oggi si parla di Ilva, di progresso, ma il progresso può fare a meno di vittime come la guerra, oppure il progresso a questo punto dovrà interrogarsi come fare sempre più progresso tenendo conto delle persone? È un po' un gioco di parole, ma non so se ho reso l'idea. Guardi, è una domanda facile comunque. No, certo di no, ma d'altronde è un sindaco. Allora, un umile sindaco, che peraltro è un filosofo di campagna, non può rispondere in maniera soddisfacente a una domanda come questa. Certo che è un po' paradossale affidare alle grandi criticità della storia, in modo particolare i massacri, la speranza di un progresso. Io credo che il progresso avrebbe potuto avvenire anche senza la guerra, meglio probabilmente, con logiche più serene. Piuttosto, per continuare la riflessione che era stata iniziata, varrebbe la pena di leggersi il libro di Gentile sulla Grande Guerra come apocalisse della modernità, perché la Grande Guerra ha segnato la fine della modernità, intesa ingenuamente come progresso senza fine, e ci ha portato a una contemporaneità che è fatta di contraddizioni. Perché occuparsi della Grande Guerra? Perché la Grande Guerra è stata come un enorme terremoto, le cui scosse però continuano a propagarsi al presente. Non solo per gli aspetti che possono essere
più evidenti, il fatto che in ogni caso ha mobilitato milioni di persone, ha reso le masse popolari protagoniste della storia, loro malgrado, le ha rese massa di manovra in fase successiva per le grandi ideologie totalitarie, finché non c'è stato il riscatto dell'esperienza resistenziale, il passaggio in Italia alla democrazia e la formazione di un diverso senso di coscienza nazionale rispetto a quella coltivata dal fascismo, che sulla Grande Guerra ha edificato il mito della vittoria, ancorché incompleta, mutilata. Io credo che se guardiamo le trasformazioni del diritto, della tecnologia, piuttosto che alle implicazioni nel mondo delle idee e quindi all'elaborazione delle ideologie e poi del loro superamento col crollo del muro di Berlino nell'89, noi non possiamo non fare i conti con la Grande Guerra, ma il Comitato del Centenario ha scelto un motivo forse più attuale. In questo momento stiamo conoscendo i morsi di una crisi economica che non vuole passare, stiamo soffrendo perché l'Europa ci impone di rispettare dei parametri della spesa pubblica e questo si traduce in sacrifici anche per le amministrazioni comunali, in una sovratassazione che pesa moltissimo sulle nostre imprese, perché poi alla crisi internazionale si aggiunge una crisi che è tutta interna al nostro sistema paese, e allora qualcuno comincia a dire forse dovremmo rinunciare al disegno europeo. Ricordare la Grande Guerra significa riportare all'attenzione di tutti un fatto importante, che l'alternativa al processo di costruzione di una casa comune è stata per secoli la guerra perpetua, come l'aveva ribattezzata Immanuel Kant, grande filosofo tedesco alla fine del Settecento. Grazie a questo progetto politico oggi le nazioni europee riescono a convivere, quindi forse ricordare quella tragedia serve non per celebrare vittorie, quando si perdono centinaia di migliaia di soldati, e poi civili, e poi mutilati, rientrati dal fronte, per una cifra che qualcuno stima attorno a 1 milione di persone, è inutile parlare di vittoria, la parola è svuotata. Piuttosto, ricordare la Grande Guerra può significare restituire a tutti noi la comprensione delle grandi ragioni morali che sottostanno al processo dell'Unione continentale. Professor Ferraro, allora mi pare la prima guerra mondiale lo stesso come un po' la seconda. Il fascino della Germania era quello di sopravanzare tecnicamente e anche chiaramente con la violenza l'Inghilterra, poi un po' la Francia non si sapeva bene cosa facesse, ma in qualche maniera era ammaliata da questo progetto. L'Italia ha sempre diciamo così, mantenuto una situazione abbastanza di servilismo con queste situazioni. Oggi a livello europeo economicamente l'Italia sta pagando dazio su questa triplice, mi pare, Germania che fa la voce della padrona, l'Inghilterra che è fuori però comunque comanda e la Francia che un po' vezzeggia, come diceva l'argent fa la guerre, oppure questo snobismo, no? Ecco, potremmo prendere anche spunto dalla prima guerra mondiale che l'Italia avrebbe forse doti migliori e idee migliori. Naturalmente ogni popolo ha caratteristiche specifiche, ha difetti anche, e evidentemente la ricchezza dell'Europa deriva proprio dalla ricomposizione. Se è virtuosa di queste caratteristiche, evidentemente si determinerebbe perché ancora non c'è stata una vera integrazione europea, sicuramente come un polo nel mondo che oltretutto portatore di grandi valori di civiltà, perché questo non possiamo nascondercelo, che gran parte delle conquiste civili sono proprie dell'Europa che più di altri è riuscita a definirle e io mi auguro sempre con maggiore forza ad esportarle, pur naturalmente nella capacità anche di recepire da altri i contributi di altre culture che certamente ci sono. Che i due poli forti dell'Europa siano Germania e Francia, non c'è dubbio, da sempre, e che l'Italia si barcameni nel mezzo, in qualche modo sì, è vero, e forse ancor più vero che l'Italia ha avuto, al di là dei padri fondatori europei, che certamente erano in gran parte francesi e anche tedeschi, ma anche l'Italia ha avuto i propugnatori dell'Unione Europea e forse come popolo noi siamo tra i più convinti, profondamente tra i più convinti dell'Unione Europea.
Poi le vicende di oggi sono un po' complicate e certamente, come dire, c'è stata una sorta di merce di scambio, come dire, tra l'euro e consentire l'unificazione, dare il via libera all'unificazione della Germania. Questo ha comportato tutta una serie di altre conseguenze economiche. Alla fine della fiera probabilmente la Germania, ma per virtù anche proprie della Germania, è riuscita probabilmente tra tutte a ricavarne qualche vantaggio in più. Detto un fatto che l'Europa, diciamo che da indicazioni non è ancora uno Stato dove può fare delle leggi, quindi sarà forse tra 40-50 anni, tutti ce lo auguriamo. Speriamo che non diventi mai uno Stato, perché non abbiamo bisogno di una super Stati concentrazione. Uniti, diciamo. Ci basterebbe che diventasse una buona federazione. Beh, io credo che oggi come oggi invece, se ci fossero Stati Uniti europei, ognuno con le proprie culture, con le proprie tradizioni, forse riuscirebbe anche a far valere la propria ideologia, il proprio essere nel proprio territorio. Oggi credo che questo non succeda, e io mi ricordo che quando andavamo in Parlamento a Bruxelles e a Strasburgo, un certo Gustavo Sello dice: io sarei contento che fra 30-35 anni ci fosse veramente uno Stato europeo. Oggi mi pare che lo Stato europeo sfrutti molto i paesi più deboli a beneficio della Germania. Il nostro Presidente Einaudi, che dopo l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, che era la logica figlia della Prima Guerra Mondiale, ha scritto parole che sono memorabili, ovvero sia che una delle grandi malattie che avevano determinato la crisi europea e mondiale era l'eccesso di potere dello Stato. Questa creatura che è una specie di Dio in terra, che possiede una sovranità di fatto assoluta e che proprio per questo entra immediatamente in attrito con gli altri Stati, trasformando il senso della nazione in nazionalismo. Diceva correttamente, con grande intelligenza Einaudi, che serviva ridurre la sovranità sia verso il basso sia verso l'alto, creando un processo quindi di decentramento e di autonomia all'interno degli Stati e creando verso l'alto una federazione europea a cui gli Stati dovevano consegnare in quota parte la loro sovranità. Oggi c'è chi si lamenta che l'Unione Europea potrebbe espropriarci di una parte della nostra sovranità, sarebbe una benedizione. Beh, insomma, noi ci auguriamo di no, io mi auguro di no. Comunque, dottor Nino Balestra, tra la prima e la seconda guerra mondiale passano 25-26 anni. Se vediamo che è un cataclisma come un terremoto, insomma dopo 30 anni ancora abbiamo problemi a ricostruire una piccola città, immagino che a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale l'Italia tutta era una gruviera ed era veramente accidentata. Come si sono potuti trovare i fondi per poter ancora fare un'altra guerra e soprattutto quante eccedenze di magazzino, se va bene se mi passa questo termine, c'erano all'interno dei caveau per poter fare una guerra, o quanti progetti ancora inaspettati nel cassetto. Purtroppo io credo che si sia trattato di un grosso equivoco in cui noi credevamo di avere nel forziere chissà che cosa e invece c'era ben poco. C'era una frase che diceva 8 milioni di baionette o qualcosa del genere, che probabilmente erano coltelli da cucina, forse, per cui insomma quello è un discorso, qui non è facile. Lei questa sera sta ponendo dei quesiti che sono tutt'altro che di semplice risposta. Ritengo che innanzitutto la seconda guerra è una conseguenza della prima. Gli storici dicono che la guerra è durata dal 1914 al 1945 e in mezzo c'è stato Sono d'accordissimo. una tregua, Sono d'accordissimo. un patto di non belligeranza. Insomma. La vedo anch'io così. E poi chi lo sa se le cose andavano in maniera diversa, forse. Sempre lei, poi dopo voglio far intervenire il professore. Certamente noi saremmo stati meglio se il regime che c'era in Italia negli anni 20-30 si fosse comportato, per esempio, come il generale Franco in Spagna, forse certamente ne saremmo usciti meglio.
Ma è vero che l'Italia, però io penso sempre che il Rinascimento sia una questione italiana, per me questo è, dai grandi pittori, grandi scultori, grandi maestri compositori, il Rinascimento è italiano, poi dopo altri dicono la noblesse oblige, ma per me è italiano e rimane italiano perché i più grandi interpreti del Rinascimento sono italiani. Ma del resto, professore, anzi dottor Nino Balestra, è pur vero che nelle esigenze, diciamo, della quotidianità, quando non si hanno grandi possibilità economiche, si aguzza l'ingegno. Io so che lei sa una storia meravigliosa di Google, no? E che vorrei che lei me la raccontasse. C'è questo omino italiano che un po' rivoluziona il mondo e poi dopo faccio intervenire il professor Ferraro. Lei parla degli algoritmi di questo di chi Padova. ha ideato l'algoritmo, professor Marchiori di Padova, un quarantenne, 42 anni, che ha ideato l'algoritmo che ha fatto nascere Google. Ecco, dunque genialità noi ne abbiamo indubbiamente. Ecco, professor Ferraro, è questo che a me fa un po' rabbia di noi italiani e soprattutto mi fa rabbia un po' dei politici che, ahimè, trattano gli italiani in maniera molto, quasi da subalterni, no? Quasi proprio come il re trattavano la plebe, siamo ignoranti, non capiamo niente, quando invece l'italiano ha delle virtù che sono straordinarie. Abbiamo inventato veramente il mondo, questo è un esempio che oggi Google ha rivoluzionato tutto il mondo della comunicazione, ma ce ne sono tanti. Guardi, io sono convinto che ogni popolo, non lo dico io per primo, ha la classe politica che si merita, quindi c'è un'assunzione di responsabilità in democrazia, in particolare viene eletto chi il popolo decide di eleggere, quindi voglio dire, evidentemente il popolo si merita questa classe. Beh, bisogna vedere che sono anche delle trappole. Questa classe, sì, ma insomma credo anche che ci siano gli antidoti. Però certamente dice una cosa giusta e io penso che indipendentemente davvero dagli schieramenti politici, parlando di Google ma parlando del genio italico che indubbiamente c'è, in parte c'è, io credo che andrebbero sostenuti coloro i quali ritengono che davvero la cultura sia la nostra grande risorsa, il nostro petrolio, e quindi l'investimento sulla formazione, l'investimento sull'istruzione. Queste sono le carte che l'Italia deve giocare proprio perché la risorsa umana è davvero la principale delle nostre risorse. Se mi permette, volevo un attimo ritornare sul discorso di prima, perché invece bisogna stare attenti che proprio i periodi di crisi, e soprattutto quando la crisi è associata ad assenza di democrazia, è lì che è il terreno sul quale le guerre trovano motivo. E devo dire che se una notizia di qualche tempo fa, che secondo me è passata un po' sotto silenzio, da un lato la Cina, che è stata in questi anni un po' il motore dell'economia mondiale, rischia di rallentare e non è escluso che anche in Cina sia prossima a scoppiare una bolla speculativa edilizia. E la notizia è che due navi, una nave cinese e una giapponese, si sono scontrate. Attenzione, perché molto spesso lo sbocco della crisi è proprio la guerra. Quasi incidenti casuali, ma non lo sono. Ma dagli incidenti che nascono. Professor Favero, ha detto una cosa che a me fa ragionare molto, cioè le guerre come nell'economia. Adesso in Europa c'è una guerra economica in corso, è inutile, non ci saranno vittime, tra virgolette, ma le vittime ci sono, gente che si toglie la vita purtroppo perché non ce la fa, anche perché la povertà la vediamo come una vergogna, perché in questi ultimi 30 anni ci hanno fatto vedere soltanto uomini di successo. Faccio una piccola parentesi, a me vedere Briatore che dice fuori perché non sei di successo mi fa cascare le braccia, nel senso che fanno vedere l'umanità, la spiattellano, perché la povertà è una cosa brutta. Quindi io non credo che sia un messaggio positivo questo. Per affrontare questa crisi noi si debba prendere atto di una verità, che per 30-40 anni abbiamo vissuto sopra i nostri mezzi. Forse la crisi l'abbiamo già superata e questo è il nostro nuovo livello, un livello a cui non è facile ritornare dopo anni in cui ci si illudeva che tutti si potesse andare a fare le ferie nei Caraibi, dice una cosa saggia, che tutti si potesse essere giovani anche a 50-60 anni grazie alla Cosmesi, che tutti si potesse andare in pensione a 35 anni, che tutti si avesse diritti
Allora, abbiamo abusato della parola diritti, come abbiamo abusato della parola società. Adesso stiamo riscoprendo i valori della comunità, dove la prima parola è dovere, cioè la capacità di assumerci la responsabilità l'uno nei confronti dell'altro. La nostra gente sta soffrendo e siccome era abituata a lavorare, lo è ancora oggi, e a non lamentarsi, soffre in silenzio. E questo è un male perché significa che non riusciamo ancora a accorgerci delle persone che vivono vicino a noi e che magari non ce la fanno più. Io penso alla mia Montebelluna, dove abbiamo un 10% di disoccupati veri, in una città che appena 15 anni fa era una delle capitali europee dell'economia. Allora dobbiamo interrogarci profondamente sulle cause di questa crisi, dalla bolla della speculazione finanziaria a cui abbiamo partecipato tutti. Parlo come territorio ovviamente, non come singole persone. Dobbiamo pensare al modello di sviluppo che abbiamo adottato e che non era sostenibile. Oggi ci sono miliardi di persone che pretendono di avere un modello di vita simile a quello occidentale, che però si è basato sullo sfruttamento di altre parti del pianeta e su un sovraccarico dell'inquinamento generale. Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Mario Rigorni Stern prima che si spegnesse e a margine di una cena, all'epoca ero assessore alla cultura in provincia, mi disse: guardi assessore, io non mi auguro che venga una crisi perché io ne ho conosciute già nella mia vita e mi sono bastate. Tuttavia se venisse anche una crisi leggera forse la gente rinsavirebbe. Allora in questo momento la crisi ci interroga, ma ci interroga non solo sul tema dei SKEI, ci interroga anche sul tema dei valori che ci siamo dati come corpo sociale. E in questo senso forse dovremmo ricordarci che la sobrietà, non la ricchezza, crea le premesse per una comunità più giusta, più equa. Ritorneremo adesso dopo la pubblicità. Non credo che il Briatore debba essere un modello per Assolutamente no, ma adesso facciamo la pubblicità, poi dopo ritorniamo indietro alla prima grande guerra, ma a livello umano, cosa oggi abbiamo perduto e che ogni tanto però ritroviamo, no? In senso proprio di appartenenza. Pubblicità e poi di nuovo qua. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Stio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante dotato di 60 coperti è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. E ben rientrati in piazza, gentile pubblico di O Bianco o Nero. Vedete come poi i discorsi tra amici, perché non è nulla di preparato, si va avanti così, vengono idee nuove. Quando le idee non sono preparate è un po' come fare la pasta fatta in casa, e sono fresche, si sente la freschezza, no? Prima ha detto qualcosa di bello Marzio Favero, nel senso che ha detto
ci siamo abituati a fare una vita che non era la nostra. Ci sono talune persone che sono sempre state abituate ad avere avuto una vita moderata che oggi non soffrono assolutamente la crisi perché erano abituati, e ce n'è una grossa componente in Italia. Mi fa tornare indietro come spendereste o come spenderete le vostre idee in virtù di questo centenario per appartenenza, perché i ricordi più belli, lei prima mi diceva di Rigoni Sterni, il quale dice, chi abbandona la montagna abbandona se stesso, e mi piacerebbe aprire un preambolo su questo, che bisognerebbe fare qualcosa di più per la montagna, ma qua lo faremo se avrete occasione e volontà. Però i racconti della montagna, i racconti delle grandi guerre che hanno creato quella fratellanza tra commilitoni, se ne sono portati avanti una vita, un po' come nel terremoto dell'Aquila, che c'era gente che diceva, addirittura nella negatività, in questi capannoni ci siamo ritrovati, io ho visto gente che mi abitava a 1 chilometro, ma era gente che non vedevo da 15 anni, e ci siamo ritrovati con fratellanza. Ecco, culturalmente, come si può spendere per dare un messaggio ai nostri ragazzi, che forse oggi sono molto più ammaliati dall'indifferenza, dagli iPod, dalla solitudine, a capire che queste erano, far partecipare in queste storie di questi commilitoni che sono morti da fratelli, pur in un'azione di guerra schifosissima, per carità, ma loro non c'entravano nulla. Il ruolo della cultura fondamentalmente, secondo me, è proprio quello di trasmettere il senso di condivisione e nel nostro caso, nel nostro territorio, anche di recuperare quel senso di comunità, diceva bene prima Marzio Favero, di recuperare quei valori che ai noi nel tempo si sono persi. Io devo dire che per quanto riguarda le iniziative per la Grande Guerra, qui siamo fortunati, caschiamo bene perché Bassano del Grappa è una città che certamente per quanto riguarda la prima guerra mondiale, insomma, è associata in maniera indelebile e inscindibile. È profonda, ma caschiamo bene sia perché intanto a Bassano del Grappa abbiamo il comitato celebrazioni del Grappa e della Grande Guerra, rappresentato dal dottor Balestra, che davvero ci dà, non dico che ci dà un aiuto, perché il comitato è emanazione dell'amministrazione comunale, quindi in sinergia lavoriamo assieme e stiamo approntando tutta una serie di iniziative, e il comitato ha già proposto una serie di iniziative e che poi magari diremo, e Marzio Favero, che davvero io negli anni ho conosciuto, che apprezzo veramente. Più che un sindaco è un filosofo. Lui è una grande persona, secondo me. Fa piacere sentire, guardi, è una fortuna. Ha capito, l'emanazione di questa trasmissione, che non è una questione di politica o di appartenenza, quando una persona è intelligente. In questo caso, devo dire, io onestamente come assessore della cultura ho sempre capito, ma non ho mai contestato le scelte della regione, che io capisco che nelle difficoltà i tagli ci sono, ma se c'è una scelta che ho condiviso dal primo momento e che ho accolto con entusiasmo, è stata quella di aver individuato Marzio Favero come responsabile scientifico, insomma responsabile, il grande maestro d'orchestra per le celebrazioni della Grande Guerra, perché l'ho trovata, avendolo già conosciuto prima come assessore della cultura della provincia di Treviso, l'ho trovata la scelta più indovinata. Caro Carlo, adesso io voglio proprio ribadire questo, proprio sotto forma di una spiegazione che sono sicuro che il dottor Nino Balestra ci darà. Quando voi nei vostri percorsi museali avete allestito delle cose fantastiche, io le ho seguite tutte, oramai penso siano 7-8 anni che ci facciamo le passeggiate. Parliamo del museo dell'automobile, che è un percorso di memoria. Certo. I bambini che vengono là si interessano più o meno quasi dei genitori, ne sono affascinati nei ricordi di quella tale vettura, di quel... Certamente, noi quando abbiamo iniziato ormai 20-21 anni fa col Museo dell'Automobile pensavamo di avere un pubblico di persone perlomeno mature, selezionate, e invece abbiamo scoperto con nostro stupore che 3/4 è fatto da gente giovane, anche da ragazzini, ma soprattutto da 16 a 30 anni,
Ecco, quella è la fascia di maggior appartenenza. C'è stato a Palazzo Agostinelli diciamo un assaggio di quello che stiamo parlando di questa sera, no? Lei si è raccomandata, andate con le telecamere, fate un bel lavoro perché la gente... Ecco, da dove è nata l'idea e soprattutto quest'idea dove sarà la forza propulsiva? Diciamo, l'idea del nostro comitato nasce ancora per il millennio di Bassano, addirittura possiamo farla risalire lì. Per il millennio di Bassano io sono stato invitato dall'amministrazione di allora di far parte di questo comitato e produrre delle idee. Io mi sono ricavato una nicchia dove so che posso produrre qualche cosa, non vado certo a mettermi in mente di filosofare di musica classica, certo. Ecco, io parlo quello che so e quello che posso fare. E una delle cose che ho pensato è stato che noi eravamo come i texani di 100 anni fa che camminavano senza sapere di avere l'oro nero sotto i piedi. Noi siamo nati qui, in questa zona, vediamo fortini, buche di bombe a distanza di 100 anni, talmente assuefatti a questo che non diamo nessuna importanza, mentre sono delle testimonianze enormi e anche terribili nello stesso tempo, certo, che abbiamo solo noi, perché in definitiva la Grande Guerra si conclude nell'arco di un centinaio di chilometri o poco più, dal Pasubio agli Altipiani, al Grappa, al Montello, al Piave, a Vittorio Veneto. Ecco, si racchiude lì. Per cui dobbiamo anche valorizzare tutto questo che abbiamo. Noi con le celebrazioni del centenario possiamo trasformare questo anche in posti di lavoro, in aiuto all'economia e in un benessere anche generale. Professor Favero parla bene, io poi quando parla il dottor Nino Balestra starei delle ore ad ascoltarlo perché insomma racconta delle storie con grande amore, con grande passione. Sempre. Stufo a ascoltarmi per delle ore. No, guardi, veramente lei è una risorsa. Parla di territorio. Qua si è scritta la pagina più nera, anche più eroica della Grande Guerra, e questo è inappellabile. E soprattutto si potrebbero creare quei percorsi museali. Noi abbiamo fatto un documentario qualche anno fa, siamo partiti dalla parte ovest del Vicentino, siamo arrivati al Monte Grappa, abbiamo raccontato una piccola storia della Prima Guerra Mondiale raggruppata in poche decine di chilometri di montagna. Per nostra sorpresa, quando abbiamo quantificato il nostro lavoro, ci siamo resi conto che abbiamo fatto 2600 chilometri in macchina e uno sproposito di ore a piedi per andare a vedere i vari siti, alcuni restaurati, alcuni ancora da restaurare. Qualcosa che parliamo di pochi chilometri. Cosa si potrebbe fare? Perché la gente quando la racconti si inebria, si incuriosisce ma non sa. Dovremmo cercare di fare noi qualcosa, voi, qualcosa di più, di meglio rispetto a una volta, qualcosa di diverso. Intanto ringrazio gli amici per gli attestati di stima, ma sono esagerati. Guardate, io ho un solo piccolo merito, che è quello di cercare di mettere assieme persone che hanno competenze e volontà e da anni, forse decenni, si stanno impegnando per far riemergere dal passato i segni della Grande Guerra, sia quelli materiali sia immateriali. Il nostro compito come Comitato Scientifico del Centenario è umilissimo, mettere in relazione queste persone. E molto è stato fatto, questo emerge dal master plan che abbiamo redatto negli ultimi mesi. Sto pensando al recupero dei forti e delle trincee sull'altopiano di Asiago, oppure agli altri recuperi effettuati nel Bellunese. Purtroppo abbiamo delle lacune significative, ne cito due, una vicinissima a noi, Cima Grappa, che meriterebbe investimenti importanti, perché sarebbe bello ricavare nell'ossario ipogeo, quello originario, prima che venisse realizzato quello in superficie, un museo, perché si interconnette tanto col grande sacrario quanto con la Galleria Vittorio Emanuele. La Galleria Vittorio Emanuele è la più grande fortezza in quota d'Europa, realizzata in pochi mesi nel 18, straordinaria fortificazione che però oggi è visitabile solo per 700 metri e senza apparati critici che consentono al visitatore di capirne l'importanza. Penso al sistema di trincee
di prima linea che sono rinvenibili, ma mi fermo qui. Oppure, altra realtà che meriterebbe grande attenzione, il Montello, per rimanere nel Trevigiano, o ancora il sistema di batterie costiere di Cavallino Treporti, che in parte fu impiegato durante la battaglia di Sostizio per sparare non verso il mare, ma verso la sinistra Piave. Allora, credo che tutta la comunità veneta, quella nazionale ma anche quella internazionale, perché qui alla fine hanno combattuto ragazzi provenienti da almeno 30 diverse nazioni, il numero è elevato perché molte potenze dell'epoca erano anche potenze coloniali. Ora, penso che noi come territorio abbiamo un dovere particolare, che è quello di essere custodi di questa memoria della sofferenza collettiva, perché qui hanno senz'altro combattuto ragazzi provenienti da tutta Italia, oltre che gli stranieri, però la guerra in casa ce l'abbiamo avuta noi e ha trasformato irreversibilmente il nostro territorio, con danni anche al patrimonio edilizio civile piuttosto che pubblico o infrastrutturale. Quando pensiamo alla Grande Guerra in Veneto, dovremmo o nel Friuli Venezia Giulia o nel Trentino, dovremmo ricordarci che è stata come una grande opera infrastrutturale, cioè ha modificato irreversibilmente l'ordinamento paesaggistico, sociale ed economico. Se uno va nella Vesa della Battaglia, ad esempio, scopre un centro cittadino caratterizzato da edifici liberty, post-liberty, art déco, neogotici, neoromanici. Il motivo è semplice. Durante la battaglia di Sestizio il centro è andato distrutto, l'hanno dovuto reinventare. Spiegare la Grande Guerra richiede non solo attenzione quindi ai segni positivi, cioè riscontrabili materialmente, non positivi in senso morale, come fortificazioni, ossari, trincee, eccetera, significa anche prestare attenzione ai vuoti e alle sostituzioni, perché ci sono edifici che sono scomparsi e altri che sono apparsi per ricostruire il paese. A questa lettura paesaggistica dobbiamo aggiungere poi l'attenzione ai luoghi della memoria. In Veneto abbiamo molti musei, pochi di medie e grandi dimensioni, per lo più di piccole dimensioni, dovrebbero forse più correttamente essere chiamate collezioni. Sarebbe bello riuscire a mettere in rete tutti questi soggetti che nel corso del tempo hanno accumulato beni da proporre alla visita per favorire un processo di specializzazione. Se c'è una cosa che colpisce quando si va a visitare gli itinerari della Seconda Guerra Mondiale in Francia, in particolare in Normandia, i luoghi del D-Day, è il fatto che i musei hanno subito un percorso di specializzazione, subito o voluto, il che fa sì che ogni museo diventi un cerchio di interpretazione del territorio all'interno del quale si inserisce. Il visitatore tende a voler frequentarli tutti, perché ha l'impressione che perdendone uno perderebbe un capitolo della storia. Da noi invece c'è una certa ripetitività nell'offerta, non sempre gli oggetti sono esposti in modo tale da essere eloquenti, non tutti hanno conoscenze sulle strumentazioni militari adeguate per interpretare tali oggetti, e che purtroppo rende più debole la nostra offerta. Il Comitato del Centenario ha come suo obiettivo la realizzazione di un ecomuseo della Grande Guerra che abbracci dalle Dolomiti alle prealpi vicentine, arrivi fino ai Lessini, nel Veronese, per poi scendere attraversando il Piave, dopo aver toccato il Grappa, verso il Veneziano, seguendo il corso del fiume Sacro La Patria. Ora, un itinerario lungo centinaia di chilometri ha delle grandi complessità, però la sfida è straordinaria. Una cosa è certa, non si può rendere disponibile a un turismo qualificato questo sistema di visita se appunto non assume le caratteristiche di un sistema, finché... Se non è qualificato anch'esso. Esatto. Finché si hanno a disposizione delle tessere di un mosaico, non si ha ancora il mosaico, perché manca il disegno. Il nostro tentativo è far sì che tutte le tessere che già ci sono a disposizione possano essere messe assieme per avere questo grande disegno, coinvolgendo anche gli amici trentini e quelli friulani. Ecco, dovrebbe essere un percorso intanto condiviso da tante realtà, perché mi viene in mente nelle trincee anche i lavori artigianali che facevano i soldati, che sono alcune delle vere e proprie opere d'arte che le facevano, e quindi un'infinità di cose. Sfumature e sfaccettature che meritano di essere... Mi viene in mente, dottor Balesta... Infatti, per esempio, Sì. mi scusi se interrompo, lei ne ha diritto. Finché il filone del pensiero
è fresco. Ecco, noi per esempio ci siamo trovati in perfetta sintonia sia con l'amministrazione cittadina di Bassano, sia con la regione, qui rappresentata dall'amico Marzio chiamerei Favero, la ragione in questo caso. Parliamo la stessa lingua. Infatti noi come comitato cerchiamo di proporre delle cose specifiche, non un guazzabuglio così della Grande Guerra, dell'elmetto coi buchi e il filo spinato arrugginito. Noi abbiamo già fatto 2 mostre, una 2 anni fa, e Bassano andò alla guerra, e quella che si è appena conclusa l'altra settimana sulla canzone del Grappa. E parliamo solo della canzone del Grappa in questo caso, del contesto nel quale nasce, i motivi che hanno portato alla realizzazione di questa canzone, che è stata uno stimolo per vediamo alcune immagini anche. Per la ripresa proprio del morale della truppa che dopo la rotta di Caporetto era andata per terra. Ecco, per cui è bene essere fissati in un obiettivo. Giustamente quello che diceva il professor Favero prima, è l'errore di tanti dei nostri piccoli musei che abbiamo qui nella nostra zona, che ci fanno vedere tutte le stesse cose, mentre se uno mi facesse ammirare tutte le decorazioni di tutti gli eserciti, quell'altro tutte le divise, quell'altro che una domanda difficile cosa, ve la devo sarebbe porre. molto più Ma quanto la appetibile. politica in questo ha una responsabilità oggettiva? Vi spiego meglio. Se noi raccontiamo la storia di Hitler, la storia poi di Mussolini, vi chiedo questa cosa qua, nel senso che c'è addirittura chi mette in discussione che i campi di concentramento siano esistiti oppure meno. Cioè io credo che sia una sciocchezza esagerata, però ci sono. Mi dispiace, ci sono. Se andate su internet ci sono addirittura coloro che dicono che è tutta una grande montatura. Io ho paura di queste cose. Sono le 20:30 circa, potremmo dire allora sostenere che fuori c'è il sole. Ma certo, però purtroppo è così. Allora voglio dire, la politica in questo ha delle responsabilità, perché se tu, anzi se lei, vice sindaco Carlo, hai un'idea politica, tante volte la tua idea politica non si combacia col tuo avversario, e allora il tuo avversario ha un modo di vedere le cose della guerra in maniera diversa, soltanto per politica. Allora, può succedere? No. Voi invece, oggi avete decantato la sinergia vera, la ragione. Può succedere che ci possano essere opinioni, interpretazioni, certamente questo è lecito e in democrazia è normale. Quello che non va bene è una operazione attraverso di disinformazione culturale, con la quale si possono estrapolare determinati episodi senza contestualizzarli e prendere quell'episodio e da quello fare una rilettura dove tutto viene messo. Accade? Tutto viene messo. E certo, questo accade, ma questa è un'operazione, è una mistificazione. Mentre invece, seguendo una linea temporalmente e quindi con dei collegamenti e degli agganci, allora noi avremo una visione generale delle cose, ma sulla quale comunque ci sta che ci siano anche interpretazioni diverse, ma negare una verità oggettiva dei fatti, come per esempio un revisionismo storico che nega addirittura l'Olocausto o comunque o i campi di concentramento, vabbè, quello è possibile soltanto perché uno può dire una stupidaggine o dire una sciocchezza o andare via di testa, ma naturalmente è chi ascolta che se ha gli strumenti evidentemente riesce a riconoscere la sciocchezza inammissibile da quelle che sono invece delle normali, uno scambio di opinioni normali. Professor Marzio Favero, voi avete alcuni anni a disposizione, quindi siamo nel 2012-2013, quindi poi dopo credo che dal 2015 al 2018 ci sia la parata, diciamo, quello che sarà visibile dei vostri sforzi di questi anni. Ecco, avete progettato qualcosa che vada oltre voi, perché mi spiego meglio. Finisce questo tipo di evento, coloro che lo hanno potenziato, lo hanno fatto bello come state facendo voi, credibile, poi dopo cambiano le teste, perché la politica, mi dispiace dirvelo, mette gli uomini quando gli fanno comodo, dove e perché in quel momento funziona così.
vi siete apprestati a fare un progetto un po' più largo? Sì, allora fin dall'inizio ci siamo detti che il centenario ci dava la scusa per poter lavorare tutti assieme per questo motivo, la scusa, l'occasione, il motivo, certo. Ma che in realtà l'obiettivo è andare oltre il centenario. Credo che dobbiamo partire da un dato, che moltissimo è stato fatto e tutti noi come comunità dovremmo essere grati a quei comuni, a quelle comunità montane, a quelle associazioni, a quelle istituzioni culturali, ai singoli appassionati che nel corso del tempo si sono adoperati per salvare i segni. Il Comitato del Centenario nulla potrebbe fare se molto non fosse già stato preparato da tutti questi soggetti. Noi arriviamo come buoni ultimi. La nostra funzione è soprattutto quella di dimostrare che messe assieme le azioni compiute negli ultimi anni ci offrono un motore straordinario di riflessione, di rilettura territoriale e anche un magnete per attrarre qui visitatori. Sottolineo un aspetto, vorrei che non fosse interpretato in maniera sgradevole. Abbiamo un mercato turistico potenziale importante. Quando dico turistico non penso al visitatore che cerca i luoghi dello svago, che va in discoteca fino alle 3 del mattino a divertirsi, non è quello il tipo di turismo. Non posso facciarla in diretta perché sennò sembrerebbe non ho nulla contro chi cerca, va in ferie per divertirsi, ma il turismo di cui stiamo parlando qui è il turismo culturale fatto di persone che vanno in pellegrinaggio sui luoghi della memoria. Sottolineo un aspetto. C'è stata una trasformazione fondamentale della domanda turistica negli ultimi 20 anni che è da associarsi all'innalzamento del potenziale medio di istruzione e anche all'abbassamento dei costi del viaggio. Oggi quel viaggio di formazione che poteva permettersi qualche borghese alla fine dell'Ottocento, agli inizi del secolo scorso, è diventata possibilità per molti. Ed è bellissimo vedere che giovani, persone di media età o anziani si ritrovano nei crocevia della storia del nostro paese o della storia europea. Permettetemi di citare un esempio, perché io lo trovo straordinario, quello della realizzazione degli itinerari Santiago di Compostela. Certo. Ho conosciuto una signora spagnola, credo abbia ormai quasi 70 anni, meravigliosa, simpaticissima, è stata tra le pioniere di quell'operazione. All'inizio c'era molto scetticismo circa il successo di quel progetto. All'epoca Santiago di Compostela faceva 400.000 visitatori, sugli itinerari si muovevano pochissimi appassionati. A distanza di non molti anni Santiago di Compostela fa 4 milioni di visitatori, ogni anno e mezzo 1 milione e mezzo, ogni anno, scusatemi, 1 milione e mezzo di persone transita per quei percorsi. E cosa hanno saputo regalare loro gli amici spagnoli? L'emozione di trovarsi lungo i tragitti dei pellegrini medievali. Certo. Allora, questo è straordinario. Guardi, voi avete raccontato la storia con il vostro museo e io ne sono felice e anche ammirato. Pensi che adesso su Twitter c'è un ragazzino che sta giorno dopo giorno documentando il Tour de France e il Giro d'Italia del 1920, pensate. Quindi col Tour de France del 1920 ha milioni e milioni di contatti di gente che gusta questo racconto come fosse in diretta e quindi presumo che arriverà a raccontare quelli di Coppi e Bartoli, di Goblet, un po' tutto quello che era la storia del ciclismo. Io credo che se raccontata bene, dottorino Balestra, e qua hanno una responsabilità i docenti, raccontare con passione, con vera passione ai ragazzi la storia, i ragazzi non aspettano altro. Sicuramente il racconto di una vicenda, di un periodo epico, tragico, importantissimo come quello della Grande Guerra può essere raccontato in 100 modi diversi. Sabato avevamo un convegno proprio indetto dalla Regione a Vittorio Veneto e abbiamo sentito tante voci estremamente interessanti. Uno chiede la parola e dice: io mi occupo di teatro, posso fare qualcosa per questo? Certamente, un concerto, la musica, il teatro. Non è che il racconto della Grande Guerra debba essere fatto solo in modo ufficiale, con le parate dei soldati o mostre specifiche. Può essere fatto in una miriade di Guardi, io di sono
Importante Sì. è sensibilizzare. E il dottor Balestra lo sa perfettamente. A Bassano abbiamo anche fior di storici, ne abbiamo uno in particolare, il professor Paolo Pozzato, che è veramente un grandissimo esperto, forse a livello europeo. Che fa parte del nostro della comitato. Grande Guerra. Ecco, a me adesso ci fa anche onore. parlava il veramente- dottor Balestra. Attenzione, una nota a margine. Anch'io sono un insegnante. La scorsa di non averla settimana, offesa. no, anzi, la scorsa settimana sono rientrato a scuola perché gli alunni dell'istituto a cui appartengono mi hanno chiesto un intervento su 68. L'ho raccontato nelle sue problematicità e nella sua complessità, per come ho potuto in un'ora di lezione. La capacità dei ragazzi oggi di interpretare in maniera critica i fenomeni storici è straordinaria. Io credo sia da collegarsi al fatto che si sono esaurite le ideologie che hanno condizionato anche il pensiero politico degli anni 70 e 80. Oggi c'è maggiore libertà, le ideologie somigliano a delle religioni e tendono a semplificare, visto che siamo in trasmissione, o a dire che una cosa o è bianca o è nera. Ahimè, invece la storia è fatta di sfumature e di grigi. Allora, raccontare la Grande Guerra nella sua complessità, nella sua problematicità, nelle sue molteplici direttrici è il miglior modo per avvicinare i giovani. Raccontarla in maniera semplificata, schematica, retorica, il miglior modo per allontanarli. Siamo proprio in chiusura. Io volevo chiudere proprio con questo accenno. Mi sembrava di essere nel 1920 o addirittura quasi alla Belle Époque, quando dei signori si trovavano in un bar, in una piazza e discutevano spesso del bello, e anche il bello cresceva, perché il bello di una persona che è sapiente e ha anche possibilità, dà la possibilità anche al falegname che non capisce il bello, ma se gli dà delle indicazioni a capire che il bello può esserci, no? Quindi mi piaceva questa cosa qua del professore. Noi abbiamo perso forse l'abitudine ad innalzare il livello culturale anche delle nostre scuole. Per carenza forse di fondi o per buonismo abbiamo abbassato l'eccellenza e abbiamo un po' promosso tutti. Siamo proprio in chiusura. No, mi permetto di contraddirla. Guardi, abbiamo degli insegnanti meravigliosi, non per difendere una categoria a cui appartengo, anche perché in questo momento sono in aspettativa per mandato amministrativo, ma abbiamo una leva di insegnanti che, se mi permetti, è straordinaria, sia alle elementari, sia alle medie, sia alle superiori. C'è un'esigenza di ricerca che questi insegnanti esprimono con la costruzione delle loro attività didattiche, coinvolgendo gli alunni. Io dico la verità, sono alle volte sorpreso del livello di qualità a cui arrivano e semmai devono subire i limiti di una politica che non riconosce la qualità del loro lavoro. Sono stato frainteso. No. Io dico soltanto che quando un governo taglia cultura e sociale si fa autogol, però abbiamo dovuto per forza, ai loro, perché ahimè io sarei contrario, togliere fondi alla cultura. Sì, per forza c'è sempre da discutere, però hanno abbassato molto, perché così. se mancano i libri è un po' come togliere la benzina ai carabinieri, insomma, voglio dire, te fai poca strada. A sostegno di quello che diceva l'amico Marzio, quando noi abbiamo vissuto questi 20 giorni di mostra sulla canzone del Grappa, una cosa che ha fatto enormemente piacere è vedere degli insegnanti che vengono a vedere la mostra, perché poi devono accompagnare e si pagano loro forse la benzina Ma questo è molto guarda, bello, è un po' la questo è finalità molto di bello. questa trasmissione. Noi per andare in onda paghiamo, per cui voglio dire, alla fine la cultura oggi bisogna pagarla, e la libertà credo anche, ma insomma fin quando ci abbiamo voglia di esprimere libertà in maniera così, con gentiluomini, come una volta si diceva, come voglio soltanto che piacere. Per questa puntata proprio tutti, io ringrazio il dottor Nino Balestra, grazie anche al professor Marzio Favero, anche a te Carlo Ferraro, diamoci del tu, che ci conosciamo nella vita, visto che è stupido. Che lo facciamo fuori esatto. dalla trasmissione. Ti ringrazio, buon lavoro per le vostre cose, e l'appuntamento è per settimana prossima, concluderemo il ciclo con vite parallele, con diciamo così l'altra dimensione, poi vi aspetterò tra 2 settimane parleremo di qualcosa di interessante, di attuale, un po' di alle acciaierie dell'Ilva, vedremo i vari spunti e vedremo anche le varie idee che i nostri ospiti ci potranno portare. Per chi ha piacere di seguirci
con il ciclismo, sapete la mia passione, Scratch al giovedì, per questa emittente alle ore 20:30. Buonanotte a tutti e buon rientro nelle vostre case. O bianco o nero vi è stato offerto da Pasta Zara.